Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nel tardo pomeriggio del 24 settembre i militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Chioggia hanno tratto in salvo una persona che con la sua imbarcazione da diporto si era incagliata nei pressi della foce del fiume Brenta. A chiedere aiuto l'occupante di un motoveliero di 10 metri che segnalava una falla nello scafo dalla quale imbarcava acqua. Su attivazione della Capitaneria di Porto di Chioggia, l'unità navale della Guardia di Finanza, già impiegata nel dispositivo di controllo delle coste e del mare territoriale, interveniva prontamente per salvare il malcapitato diportista, che veniva trasportato a bordo della motovedetta del Corpo. Nell'impossibilità di affiancare l'imbarcazione, arenatasi sugli scogli, si è reso necessario l'intervento di un militare dell'equipaggio che ha raggiunto a nuoto il mezzo in difficoltà. Ancora cronaca. Nel pomeriggio del 9 settembre i carabinieri della compagnia di Portogruaro hanno arrestato un 28enne e denunciato un 47enne, entrambi stranieri, indagati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomini, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto illecito del traffico di sostanze stupefacenti, sono stati fermati dai carabinieri mentre si aggiravano con circospezione in auto nel centro cittadino ed essendo apparsi ai militari particolarmente insofferenti durante le fasi dei controlli di rito, sono stati sottoposti a perquisizione, conclusasi con il ritrovamento di 16 grammi di presunta sostanza stupefacente di tipo eroina, suddivisa in dosi, nella disponibilità del 28enne, nonché di una somma di denaro occultata tra i sedili del veicolo ritenuta presumibile provento di attività illecita, tutto sottoposto a sequestro. Parliamo di sanità. Il Veneto si prepara a fronteggiare i virus influenzali e il Covid-19 tipici delle stagioni più fredde con la vaccinazione. Considerato che questi virus iniziano a circolare già nella seconda metà del mese di ottobre, secondo quanto indicato anche dal Ministero della Salute, la campagna vaccinale inizierà il 7 ottobre, anticipando l'avvio rispetto alle precedenti stagioni. La campagna prende avvio iniziando nella prima settimana con l'offerta delle 2 vaccinazioni alle persone con più di 65 anni. Per facilitare l'accessibilità alla vaccinazione sono state programmate 2 giornate Open Day regionali il 26 ottobre e il 9 novembre. In queste date saranno organizzate sedute vaccinali dedicate da tutte le ULSS. La Regione ha messo a disposizione delle aziende sanitarie oltre 900.000 dosi di vaccino antinfluenzale e 460.000 dosi di vaccino contro il Covid-19, aggiornato alla variante circolante. I 2 vaccini possono essere somministrati nello stesso momento. Voltiamo pagina. Si entra nel vivo del tour del 5 Ali Family Run, con la prima tappa in programma a Chioggia venerdì 27 settembre, a un mese esatto dalla 38esima Whitfair Venice Marathon. Sono già oltre 2.000 gli iscritti, per la maggior parte studenti dei principali istituti scolastici del territorio. Il ritrovo è previsto a partire dalle ore 8 all'Isola dell'Unione per l'apertura del villaggio, mentre la partenza della corsa camminata di circa 4 km avverrà alle ore 10. Le iscrizioni potranno essere raccolte anche in loco la mattina stessa. Gli Ali Family Run sono da sempre anche un momento per raccogliere fondi per finanziare progetti sportivi delle scuole e sostenere progetti di solidarietà. Il ricavato delle adesioni, quota minima 5 euro, verrà destinato in parte agli istituti scolastici partecipanti e in parte a favore della Disabili No Limits, l'associazione fondata nel 2011 dall'atleta paralimpica Giusy Versace, per fornire protesi e ausili utili a persone con disabilità che desiderano avvicinarsi alla pratica sportiva. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.